Mai mollare, dritti verso l'obiettivo, è un diktat chiaro nella mente di Parmonval e Licata, i cui obiettivi sono diametralmente opposti. C'è chi è invischiato nella lotta a salvezza in una stagione mai così complicata, ma con la voglia e la forza di voler mantenere la categoria. Chi invece dall'eccellenza vuole andare via il prima possibile e da squadra a mazzo campionato delle previsioni ha rispettato le aspettative, ma non è ancora finita né per l'una né per l'altra. Mai mollare, dritti verso l'obiettivo. Amici di Sportisiri, da parte di Luca Buccieri, buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Franco Lo Monaco di Palermo. Questa è Parmonval Licata, gara valida per la 19ª giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Quarta giornata di ritorno di questo campionato di eccellenza che sa di testacoda, anche se effettivamente così non è, perché il Licata è primo in classifica con 43 punti, la Parmonval invece 14esima, quindi terzultima con 13 punti. Ovviamente situazioni diametralmente opposte, come abbiamo detto, con il Licata che vuole quanto prima conquistare quei punti che servono per la promozione in Serie D, il campionato che lo scorso anno gli uomini di mister Bonfatto hanno lasciato. Parmonval invece che vuole assolutamente conquistare punti per la salvezza. Andiamo subito a vedere quelli che sono le formazioni che scenderanno in campo questo pomeriggio all'ordine del direttore di gara Lorenzi di Pistoia, coadiuvato da Cicchirillo e Merlino, entrambi della sezione di Palermo. Iniziamo con i padroni di casa della Parmonval che scendono in campo con un 3-5-2 con Capitan Tarantino in porta, Buscetta, Piscopo e Costamagna in difesa, quinto di sinistra José Torres, a destra invece Birardi, a centrocampo Bonello, Druetta e Russo in avanti, Zerbo e Correa. Risponde invece il Licata con il 4-4-2 con Valenti in porta, Brugnone a destra, terzino destro, Porcaro, Calaiò e Tedesco come terzino sinistro. A centrocampo subito new entry, subito Viglianisi dal primo minuto, arrivato dalla San Cataldese in settimana, con Palmisano in mediana, La Piana e Imbrogiano sugli esterni, in attacco Minacori e Manfrè. E inizia la partita con il primo pallone toccato dal Licata, falsa partenza, con Palmisano che dovrà ribattere. Aspettiamo allora il direttore di gara Lorenzi che dà il via, e allora sì che si può iniziare con il Licata che gestisce il primo pallone, con Tedesco che prova a prendersi la rimessa laterale, ci riesce. Lo stesso Tedesco andrà in battuta, anzi cambia idea il direttore di gara, lasciando la rimessa alla Parmonval. Pronto alla battuta lunga, il pallone che arriva nella zona di Torres, allontana Tedesco, poi colpo di testa di Capitan Calaiò, pallone che resta a centrocampo, a orbitare a centrocampo. Ora c'è La Piana prova a mettere al centro dove c'è Manfrè, nulla di fatto, con Birardi che può difendere in tranquillità questo pallone. Squadre, come detto, che hanno obiettivi opposti. Parmonval reduce dal KO esterno contro l'Accademia Trapani. Licata invece che ha pareggiato, ed è un pareggio che ha un certo spessore, anche se quando la capolista si ferma può sembrare un problema. Gli uomini di mister Bonfatto contro la Don Carlo Misilmeri la scorsa settimana hanno pareggiato in 10 uomini, con l'espulsione di Greco che rischiava di mettere in difficoltà i gialloblu. Così possiamo dire non è stato, non si è avvertita
più di tanto l'inferiorità numerica, come ha detto il mister della squadra quest'oggi ospite. Anzi, i suoi hanno messo più voglia, più grinta, più attaccamento alla maglia, pareggiando 1-1 contro la Don Carlo Misilmeri, addirittura andando vicinissimi al successo nei minuti finali. Intanto qua sbaglia la costruzione di gioco la Parmoval, Imbroggiano punta Birardi, c'è la spallata, non c'è nulla e Birardi riesce a recuperare con Druetta che la fa sua. Druetta, Birardi, Imbroggiano e Druetta che vanno a contrasto, ma non c'è nulla. Allora Viglianisi che prova a trovare Manfred, benissimo qua Piscopo che la fa sua. Allora Correa prova a ripartire la Parmoval, gamba alta e c'è fallo di Capitan Calaio. Lorenzi ci ha pensato un attimo per vedere dove finisse il pallone, poi ha fischiato il calcio di punizione in favore della Parmoval. Per dovere di cronaca, lo avete già capito, Parmoval quest'oggi in campo col completo totalmente bianco. Licata invece in blu con inserti sulle spalle gialli. Va Piscopo, il pallone per Birardi, Druetta prova la giocata su Bonello, Imbroggiano prova a mettere il piede, ancora il pallone messo al centro, riesce Brugnone, poi Manfred non riesce a tenere il pallone sul contrasto, qua però prova a ripartire Licata, ancora Piscopo che mette il piede, tiene lui il pallone, vede Birardi, lo serve, prova con la finta su Imbroggiano, poi Palmisano la fa sua con Correa che ora pressa, riesce a deviare il pallone in rimessa laterale per i giallo-blu con Brugnone sul pallone, ma un'occasione ovviamente per pressare più alti gli uomini di mister Bonfatto. Parmoval che dal suo 14° posto in classifica comunque, va detto, ha una gara in meno, una partita da recuperare, quella contro la Partinico Audace che si sarebbe dovuta giocare il 10 gennaio, poi si sarebbe dovuta disputare, a dire il vero, mercoledì di questa settimana. Le condizioni climatiche avverse su Palermo non hanno permesso agli uomini di mister Vittorietti di recuperare questa partita. Si giocherà l'11 febbraio, però bisogna ovviamente tenere in considerazione nella classifica questo asterisco per la Parmoval. Intanto il pallone dato verso la piana, la giocata, pallone messo al centro da Minacori, la palla che ritorna in possesso della Parmoval con Correa che finta e riesce ad avere la meglio su Imbroggiano, serve per Birardi, lo stesso Correa detta il passaggio ma non riceve, e allora Druetta, finta di corpo, attenzione qua Palmisano che riesce a recuperare, Manfred, Viglianisi, pallone verso la piana che prova a metterla al centro dove c'è Manfred, non arriva, allora c'è Palmisano al centro, manca il tap-in Manfred col pallone che gli scappa in mezzo alle gambe, sfera che poi si fa tutta l'area di rigore per arrivare dall'altro lato dove c'era Tedesco. Occasione importante qui per il Licata che comincia a studiare gli uomini di Vittorietti e quelli che potrebbero essere i buchi difensivi concessi dalla squadra palermitana. In questo caso pallone messo al centro e manca soltanto il tap-in di Manfred. Si riparte da un calcio di punizione che batterà Capitan Tarantino per il fallo subito da un suo compagno. Qua Correa non riesce a far la sua, Druetta prova a combattere con Minacori, poi sul pallone va Viglianisi che non riesce, anzi sì che riesce a ottenere la rimessa laterale. Viglianisi è, va detto, un colpo d'eccellenza con ovviamente la D maiuscola, dato che il centrocampista che oggi occupa il suo posto in mediana scende dalla Serie D, dalla San Cataldese, con l'obiettivo ovviamente di risalire da protagonista con il Licata. Tedesco sul pallone,
si avvicina alla Piana, però si va a cercare proprio Viglianisi, che di testa riesce a ottenere il pallone. La Piana poi non riesce a tenerla, sfera che danza verso Imbroggiano, e allora qua Brugnone ha l'occasione di servire Manfrè, ancora Manfrè, murato da Costamagna, è rimessa laterale per il Licata. Lo stesso Brugnone alla battuta a cercare il movimento di Palmisano. Qui Costamagna non sta più di tanto a tergiversare e mette la palla in calcio d'angolo, e sul pallone andrà la Piana, che proverà a mettere il pallone al centro. Ci sono Manfrè, Palmisano, è salito anche Capitan Calaiò, c'è anche Porcaro. Qui Lorenzi ha qualcosa da ridire a Porcaro e Birardi, che si erano allacciati in area di rigore in attesa della battuta di La Piana. Va con il destro La Piana, movimento in area di rigore del Licata, pallone messo al centro a cercare Capitan Calaiò, fallo in attacco del Licata, con Capitan Calaiò che chiede numi al direttore di gara Lorenzi, poiché si è sentito spinto, e allora calcio di punizione con Tarantino, che ovviamente è costretto ad indietreggiare. Dicevamo, settimana scorsa il KO della Parmonval a Trapani contro l'Accademia, e momentaneamente la zona salvezza per gli uomini di Vittorietti dista 10 punti, ma come detto mai mollare, perché non è finita. E allora ritorniamo in cronaca con Imbroggiano che duella con Druetta, poi Piscopo allontana e riesce a trovare Correa. Druetta, pallone a cercare la corsa di Bonello, che riesce a tenerla, poi sfida Brugnone, il pallone per Zerbo, che subisce fallo, con il direttore di gara Lorenzi vicinissimo, che non ha dubbi e fischia il calcio di punizione da posizione interessantissima per la Parmonval. Benissimo in questo caso, anzi bravissimo in questo caso, Gaetano Zerbo, che ha aspettato sapientemente il contrasto. È proprio lui, va sul pallone con Birardi e Bonello si allontana. Valenti indica ai suoi in barriera come posizionarsi, sono addirittura 5, con Brugnone, Manfrè, Palmisano pronti a difendere la porta di Valenti dalla traiettoria che potrebbe essere calciata da Zerbo, che si è sistemato il pallone. 2 uomini in più ad aggiunta alla barriera delicata, 2 uomini della Parmonval, ovvero Russo e Correa. Qui attenzione alla barriera, riesce a contrastare il pallone poi rimesso al centro verso Correa, e la fa sua Valenti. Pallone calciato in avanti a cercare il movimento di Manfrè. Imbroggiano, benissimo qua Bonello, gioca ancora Zerbo addirittura contro 3, prova ad andare via Palmisano, però non si lascia abbindolare dal
dalla giocata del numero 7 della Parmonval. Allora Imbroggiano che allontana a cercare Minacori, Birardi presentissimo sulla sinistra, Russo, pallone a cercare José Torres, Correa, pallone lungo per lo scambio col numero 13 Torres, non riesce ad arrivare perché è troppo lungo il suggerimento del compagno di squadra. E allora Licata che ha l'opportunità di ripartire da una rimessa laterale. Minacori qua non riesce a tenere su Buscetta, allontana senza fronzoli Brugnone, ancora Brugnone, contrasto con Zerbo, nulla per il direttore di gara. Allora Druetta fa suo il pallone, Bonello ancora per Druetta, Bonello alza lo sguardo per cercare di capire chi dei suoi può essere servito, allora va in tranquillità su Birardi, poi in questo caso il pallone errato preso in possesso da Capitan Benito Calaio, che però sbaglia il controllo dando opportunità alla Parmonval di rimanere in zona d'attacco con Birardi che va da Druetta, scambia corto con Piscopo che sale, poi Correa calcia, pallone che termina ampiamente al lato della porta difesa da Valenti, prima conclusione vera e propria verso la porta di Valenti quando sono passati 14 minuti di questa prima frazione. Valenti va corto da Porcaro, Tedesco un po' svirgolato per sua fortuna, non riesce Druetta a controllare come si deve e dunque opportunità per il Licata di andare in avanti, dove però José Torres difende benissimo alzando il campanile verso Correa. Qua è Palmisano che alza il pallone, che resta in campo difeso. Dalla Parmonval, con Buscetta che aveva cercato ovviamente in qualsiasi modo di mettersi in protezione per evitare che qualcuno del Licata potesse correre per farla sua. E allora qui Correa prova a imbeccare Zerbo, esce Valenti e può fare ripartire subito il Licata con Manfred pronto ad andare in contrasto con Episcopo. Il pallone poi va verso Birardi con Imbroggiano che prova a dargli fastidio, e allora Bonello sfida Palmisano, sfida tra numeri 8, Druetta, bravo Brugnone qua a deviare in rimessa laterale, un possesso per la Parmonval, ma come già capitato più volte anche possibilità delicata di alzare il pressing per cercare di estirpare il pallone dai piedi degli uomini di Mister Vittorietti. E allora Birardi pronto ad andare lungo, dove di testa va Bonello, poi Calaio alza il pallone, Viglianisi tra testa e schiena, Russo da Torres, poi scivola Correa e ha l'occasione di ripartire il Licata. Qua Manfred allarga un po' troppo le braccia su Costamagna, un intervento di gioco, un contrasto di gioco che però per il direttore di gara ovviamente penalizza la Parmonval e calcio di punizione per la squadra di casa. Licata che tra l'altro sta prendendo confidenza con un campo in terra, l'unico del girone, un campo che ovviamente risente anche delle condizioni degli ultimi giorni a Palermo. Birardi
va tranquillo da Tarantino con Costamagna che avrebbe voluto una giocata forse un po' più semplice e vicina. E allora Manfrè prova di testa, c'è Minakori per l'assistente, pochi dubbi sulla posizione di offside di Minakori, che era qualche passo oltre rispetto alla linea difensiva della Parmonval. Dicevamo Licata che si deve ovviamente abituare a questo campo duro, polveroso, un vantaggio tra virgolette tecnico per la Parmonval, che ora qui ci prova con Birardi, scambia con Correa, Viglianisi prova a tenerla, poi Palmisano contrasta e la palla che arriva con un rimpallo a José Torres, con qui la giocata di Russo a cercare nuovamente il movimento di Torres. Rimessa laterale per la Parmonval. La posizione importante sarà più che una rimessa laterale, probabilmente una touche stile rugby, anche se Correa si avvicina, poi pallone che viene messo al centro con Tedesco che ha allontanato, poi qua è Porcaro a cercare il movimento di Manfrè che d'esterno prova a far correre Minakori senza fronzoli. Piscopo in rimessa laterale, subito battuta da Licata con Minakori prova la giocata, torna anche Druetta, poi il pallone messo al centro verso Viglianisi, murato da Costamagna e può ripartire la Parmonval, ma si spegne subito l'occasione con rimessa laterale, con addirittura il Licata che riesce a farla sua. Ora si cerca ovviamente un pallone. Non li vedete, però li sentirete sicuramente. C'è anche una buona presenza di tifosi giallo-blu che vogliono spingere gli uomini di mister Bonfatto, primi in classifica, come detto, in solitaria con 7 punti di vantaggio sul Marsala. Tedesco, Manfrè prova a fare la torre. Al centro cade Minakori su un contrasto con Piscopo che lo aiuta a rialzarsi. Non c'è assolutamente nulla. Dicevamo Licata prima in classifica con 7 punti di vantaggio sul Marsala, che ha rosicchiato qualcosa la scorsa settimana sfruttando il mezzo passo falso, se così possiamo definirlo, dei giallo-blu contro la Don Carlo Misilmeri, però un pareggio che anche mister Bonfatto ha quasi descritto come una vittoria per i suoi, date le condizioni di inferiorità numerica, con Greco che tra l'altro, va detto per dovere di cronaca, in settimana ha ricevuto purtroppo per lui e anche per mister Bonfatto la stangata del giudice sportivo, 3 giornate per il giovane, talentuoso e bravo centrocampista del Licata, un giocatore di prospettiva per la compagine agrigentina, che si è calata in maniera eccelsa in questa categoria. Dopo 6 anni di Serie D si è messa alle spalle i fantasmi del passato. Qui il pallone messo al centro con Minakori che lotta con José Torres, ed è proprio José Torres a subire il fallo di Minakori. Calcio di punizione, diciamo, Licata che ha saputo calarsi benissimo nella categoria e ha subito messo le cose in chiaro. Ovviamente la speranza degli uomini di Bonfatto e di tutta Licata è che questa sia soltanto una parentesi sfortunata della storia delicata. Manfrè va giù, ma non c'è nulla per il direttore di gara che era vicino. Allora Birardi, Imbroggiano prova ma non riesce a togliere il pallone dai piedi di Birardi, e allora recupera ora il Licata con Palmisano, finta
di lancio lungo su Minacori. Qua invece è bellissimo stop di Minacori che la mette al centro verso Manfrè, che non riesce ad arpionarla, però grande occasione, grande giocata di Palmisano, che aveva fatto una finta che per poco non ingannava anche noi. Ha aspettato un attimo, ha alzato la testa, ha visto Minacori che con uno stop delizioso ha messo palla al centro verso Manfrè, che stava addirittura cercando di rendere ancora più bello e superare lo stop di Palmisano, ma non è riuscito ad agganciare. E allora Parmon Valle che prova a stare in avanti, ma non riesce col pallone, preda di Valenti. Tedesco, la piana, pallone a cercare Minacori che va giù, non c'è nulla. E allora Tedesco ha l'occasione di andare avanti. Druetta prova il contrasto, riesce, e Buscetta la fa sua, ma pallone che torna in possesso delicata. Attenzione qui al fallo subito dalla piana, fallo di José Torres che viene richiamato dal direttore di gara di Pistoia. Vedete José Torres a colloquio con Lorenzi. Sul pallone la piana. Un'ottima presenza in area di rigore per il Licata. Pallone messo verso Palmisano che fa la torre per rimetterla al centro. Riesce Tarantino a smanacciare. C'è il contrasto con Porcaro. Resta giù il capitano della Parmonval, spinto in contrasto da Porcaro. Un normalissimo contrasto di gioco, nessuna cattiveria da parte del numero 19 del Licata, autore del gol del vantaggio domenica scorsa al Liotta contro il Misilmeri al 15°, poi recupero immediato della Don Carlo e partita, come detto, terminata sul pari. Stop di testa di Bonello. Druetta sbaglia qua, Palmisano prova la giocata verso Manfrè che sfida Piscopo, ancora il numero 9, cade Piscopo, Manfrè, Piscopo ritorna, c'è vicino Brugnone, ma Manfrè si mette in proprio fino a quando arriva Druetta per cercare di togliergli il pallone. Tanta confusione, e allora Zerbo la fa sua e prova a costruire il gioco per la Parmonval, però qui sbaglia, non riesce ad arrivare José Torres, l'arpiona la piana che va da Tedesco. Tedesco sfida José Torres, pallone messo al centro dove c'è Palmisano, di testa Costa Magna allontana, rimessa laterale per il Licata, subito battuto da Tedesco. La piana sfida Zerbo, dà la palla a Viglianisi che di mezzo esterno alza verso Manfrè, difende bene la Parmonval. E allora qua Bonello a campo per correre, si sovrappone Birardi, va invece da solo. Contrasto tra Bonello, Palmisano e, se non andiamo errati, Brugnone. C'è stato un sandwich con il numero 8 che ha avuto la peggio, resta a terra, non c'è nulla per il direttore di gara Lorenzi. Si ripartirà da rimessa laterale per il Licata. Anche l'assistente richiama ovviamente l'attenzione del direttore di gara, perché il pallone aveva messo fuori il Licata per permettere a Bonello di recuperare ed eventualmente dare la possibilità alla panchina della Parmonval di entrare per soccorrerlo. Messa laterale di Zerbo riconsegnata al Licata, poi qua Russo prova a contrastare la piana, è riuscito ad andare avanti con deviazione proprio dell'11. Sarà rimessa laterale, lunghissimo, Tedesco verso Manfrè che non riesce nel colpo di tacco
per imbucare Minakori. Poi qua la Piana prova quasi alla disperata di recuperare il pallone, non riesce ed è rimessa laterale per la Parmonval. Pallone in avanti a cercare José Torres, prova mister Bonfatto con un gesto atletico a recuperare al volo il pallone per mettere in immediata ripresa di gioco, non riesce. Però pallone ora lunghissimo a cercare José Torres, che fa da sponda verso la terra di nessuno, perché nessun suo compagno di squadra era presente. Allora qua si rinnova il contrasto tra Manfrè e Piscopo. Qua sbaglia Birardi che svirgola, poi Imbroggiano capisce la difficoltà del numero 3, lo infastidisce, però poi è Piscopo che cercava la deviazione su Imbroggiano, non riesce, regala la rimessa laterale alle mani di Brugnone, con Imbroggiano che resta vicino, Calaiò che prova ad accorciare, però marcato da Zerbe. Allora Brugnone andrà sicuramente lungo, e così è, verso Palmisano che va di testa, resta a terra Druetta, se non andiamo errati, che confermiamo, e sarà calcio d'angolo sempre affidato ai piedi di La Piana. Si avvicina Minakori, pallone messo al centro verso Manfredi, Giannissi prova a intervenire, però bravissimo in questo caso Piscopo. La Piana, che era rimasto in quella zona, scambia con Brugnone, ancora La Piana, pallone messo al centro, Minakori viene contrastato, viene un po' spinto da José Torres, che di intelligenza riesce a far perdere il tempo di gioco a Minakori e anche ovviamente a ostacolarlo. E allora qua Tedesco prende coraggio, prova a salire, e allora c'è calcio di punizione con ammonizione di Russo. Calcio di punizione dunque per il Licata, con Viglianisi che lascia di fatto il pallone alla Piana, che col suo destro può cercare di costruire un'occasione per il Licata. La Piana la mette al centro a cercare Capitan Calaiò, poi Imbroggiano, anzi scusate, Minakori non riesce a intervenire mentre il pallone si stava spegnendo al lato. Però altra importante occasione da gol per gli uomini di mister Bonfatto, che stanno cercando di costruire il vantaggio. Si salva la Parmonval con Tarantino che calcia in avanti. Bene, qua Palmisano di testa, Bonello, anzi scusate, Druetta, Manfrè, Viglianisi, tunnel sul Druetta, pallone a destra per Imbroggiano che salta bene Birardi, ancora Imbroggiano non riesce qui a bissare su Birardi. Tedesco per Viglianisi, ancora Tedesco, va dalla Piana, pallone a cercare il movimento di Minakori, impatta su Tedesco. Allora Porcaro e Calaiò che si impegnano per far arrivare la palla a Valenti, con Correa in agguato. Allora si corre e può correre Porcaro. Qua fallo subito da José Torres. C'è
un po' di movimento in panchina. C'è stata un'ammonizione con mister Vittorietti che ha qualcosa da ridire a Porcaro, una situazione ovviamente di gioco che forse non è piaciuta al mister della Parmonval, forse qualche parola di troppo. E addirittura rosso per Vittorietti, espulso per le veementi proteste nei confronti del direttore di gara. Ha avuto da ridire su un comportamento di Porcaro. Qua uscendo Vittorietti parla e si confronta con Palmisano. Penso che abbiate sentito le parole di mister Vittorietti, che ha spiegato chiaramente che epiteto Porcaro gli ha rivolto. E Parmonval che deve fare a meno del suo mister qua. Prova però a infilarsi Bonello, calcio di punizione. Stavamo attendendo prima di dire chi avesse subito il fallo per capire anche la decisione a livello disciplinare. Non c'è stato nulla. Calcio di punizione per la Parmonval. Si ripete nuovamente l'occasione vista poc'anzi, con un bel capannello di giocatori sul pallone. Da Bonello a Piscopo, Zerbo, Russo. Vediamo che c'è anche Birardi. Ovviamente il suo sinistro può far comodo alla Parmonval. Si allontana Bonello, restano Zerbo, Russo e Birardi. Calcio di punizione con forse la barriera troppo vicina, allora Birardi prova a calciare, pallone che si spegne alto sopra la traversa della porta difesa da Valenti, che chiede il pallone a recuperare sportivamente è Capitan Calaiò. Ora però i palloni in campo sono due. Si attende ovviamente l'uscita di una delle due sfere di gioco per poter riprendere, quando abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora di gioco. 35 sul cronometro, 0-0 tra Parmonval e Licata. Qua il pallone rimbalza e Piscopo la fa sua. Druetta, un po' troppa fretta in questo caso per il numero 21, che calcia in avanti sperando di trovare il movimento di una delle due punte del 3-5-2 della Parmonval, ovvero Zerbo e Correa. Pallone calciato in avanti. Viglianisi non riesce ad andare in contrasto con Torres, il pallone che rimbalza, Manfred allarga il braccio ancora su Buscetta e va ancora una volta giù il numero 6 della Parmonval. Manfred che ovviamente è osservato speciale dalla difesa dei padroni di casa. Lui con La Piana e Palmisano sono i bomber di questo Licata. A dire il vero La Piana è il bomber con 7 reti all'attivo in questa stagione, Manfred 6 così come Palmisano. Calcio di punizione dopo che Buscetta si è rialzato, tutto ok per il numero 6, e allora Tarantino, pallone calciato in avanti con Russo che prova a tenerla. Allora qua Minacori, stavolta Buscetta va in contrasto con Minacori. Calcio di punizione con la trattenuta del 6 della Parmonval punita dal direttore di gara. La linea difensiva
a 3 della Parmonval sta funzionando molto bene. La Piana sempre sul pallone, tutte le palle inattive passano dal suo destro in area di rigore, movimento di Palmisano, pallone messo al centro dove c'è Viglianisi che non riesce a tenerla, a fare la torre come avrebbe voluto, e allora qua Birardi allontana su pressing di Imbroggiano. Brugnone, vicino c'è Imbroggiano, prova ad avvicinarsi Viglianisi, pallone proprio verso il numero 2, allora Manfrè prova ad abbozzare la sforbiciata, c'è il buon intervento difensivo e calcio d'angolo. Indovinate chi lo batterà? Calogero La Piana, che però ovviamente attende il movimento dei suoi, però il direttore di gara inverte la rimessa in gioco, dando la rimessa dal fondo. Da capire perché c'è sfuggito se è stato l'assistente Merlino a dire al direttore di gara che l'ultimo tocco era stato di Manfrè, o se invece il direttore di gara ha deciso in autonomia. Torres, Minacori, sfida Russo, Tedesco, scusate, Brugnone, Imbroggiano, movimento col tocco di Birardi, questa volta sì che Merlino non ha dubbi, dando la rimessa laterale. Brugnone, pallone per Viglianisi, l'ex San Cataldese apre per Tedesco, c'è vicino La Piana, riceve a libertà, pallone messo al centro per Viglianisi, Minacori di testa, Tarantino la fa sua e mani tra i capelli per Minacori, pallone messo a terra da Tarantino e allora poteva pressare Minacori, e qua ovviamente c'è il fuorigioco di Minacori che si disinteressa del pallone, non Manfrè che costringe Tarantino ad andare lungo, così come lungo in questo caso va a Druetta. Zerbo non può prendere il pallone, che è preda della difesa delicata che va da Valenti, mette palla giù, Correa prova ad abbozzare un pressing, pallone a cercare Imbroggiano, di testa Birardi, Brugnone, Druetta, pallone che non riesce a essere recuperato da Bonello, e allora Brugnone ha ancora l'occasione di metterla verso l'area di rigore, abbozza un movimento verso Capitan Calaiò, poi qua Birardi si complica la vita, riesce però a tenerla in campo, il pallone arriva a Imbroggiano che mette al centro, Piscopo alza il campanile che cade dove c'è Zerbo, ottimo stop, poi controllo dubbio tra i due e c'è fuori gioco di Minacori. Nel dubbio il direttore di gara non ha fischiato nulla sul contrasto Brugnone-Zerbo, lo avete visto, rimpallo fortuito sulle braccia di entrambi, poi il pallone è andato in zona avanzata dove Minacori ancora una volta era in posizione di fuorigioco. Tarantino ha l'occasione di mettere le palloni in avanti, Viglianisi bene su Correa, allora Zerbo, Brugnone allontana, Costamagna trattiene Minacori, non c'è nulla per il direttore di gara e protesta la panchina delicata. Tedesco, pallone messo a cercare in avanti, a cercare Minacori, Costamagna riesce a darla a Bonello, qua trattenuto da Palmisano, calcio di punizione. C'è il nascio a terra, Simo! C'è il nascio a terra! Guarda che c'è dalla panchina delicata arriva qualche protesta, resta però a terra Druetta che si tocca la caviglia destra, chiesto l'intervento della panchina della Parmonval. La Piana discute con il direttore di gara, vuole sapere perché non è arrivato, scusate, non è La Piana, è il Minacori
che aveva subito poco fa il fallo a centrocampo da Bonello, non fischiato dal direttore di gara. Ha chiesto Numi, il numero 70 del Licata. Intanto esce Druetta dopo l'intervento della panchina e dei soccorsi della Parmonval. E allora Tarantino, Parmonval momentaneamente in 10. Tarantino calcia in avanti a cercare Zerbo, tanto rientra Druetta, quindi l'inferiorità numerica è durata un battito di ciglia. Correa, pressato da Viglianisi, è costretto ad andare proprio dal rientrante Druetta, che pare essersi ripreso. Allora Bonello, c'è José Torres vicino, anzi scusate, è Correa, perché José Torres si era scambiato la posizione proprio col numero 9. Qua Porcaro mette pallone in calcio d'angolo. In 2 sul pallone. Ora Correa lascia ovviamente la battuta a Lorenzo Russo. Un momento però di stop con il direttore di gara che richiama Piscopo e Viglianisi. Pallone di Russo messo al centro. Piscopo non riesce a trovare l'impatto. Era davvero salito in cielo il numero 5. Il pallone però purtroppo era leggermente più alto e non è riuscito nell'impatto, ed è rimessa laterale con il solito brugnone. Manfred che trova la sponda. Qua Capitan Calaiò una volta, 2 volte. Pallone che arriva a Bonello, che prova intanto a smarcarsi da Imbruggiano, però poi è Palmisano che ritorna e non lo lascia in pace. Allora scambia con Birardi. Pallone alzato da Bonello in direzione di Piscopo. Calcio di punizione. Era buona l'idea, la realizzazione invece non è riuscita, con il pallone scucchiaiato in pratica verso Piscopo. Intanto il calcio di punizione battuto dal Licata con Minacori, che va ancora in contrasto con Buscetta. La piana, finta, poi a cercare Tedesco che subisce un colpo da José Torres. Si continua, intanto Tedesco si è rialzato, poi attenzione qua, Buscetta riesce a tenere il pallone, tanta confusione, e allora Palmisano la risolve andando sempre da Tedesco. Minacori si era fatto vedere, bravissimo qua Russo. Allora Minacori ha l'occasione sfidando Buscetta. Pallone di La Piana con Costamagna che ci mette una pezza e calcia via in direzione della difesa del Licata. Capitan Benito Calaiò torna in tranquillità da Valenti. E allora pallone messo in avanti dove non può arrivare Palmisano, però è rimessa laterale. Sono 2 i minuti di recupero assegnati da Lorenzi, iniziati da 15 secondi. Tedesco sul pallone, va da Capitan Calaiò che la fa sua, la mette in avanti a cercare sempre Manfred. Buscetta, Viglianisi la stoppa, Viglianisi, il pallone messo in avanti dove non può arrivare Minacori. Fa buona guardia del pallone Tarantino che spegne l'occasione del Licata, e allora si va avanti a cercare Correa. Porcaro in netto anticipo. Russo, Correa sbaglia qua la giocata, però con deviazione il giocatore del Licata, quindi rimessa laterale per la squadra di mister Vittorietti. Andrà lungo Costamagna e poi qua Druetta a cercare Zerbo, contrasto di Viglianisi, a cercare Minacori con Buscetta. Qua non interviene Palmisano e allora l'occasione
la Parmonval con Bonello che va a sinistra da Birardi, alza la testa, vede Druetta, Birardi, Brugnone riesce a recuperare il pallone, poi Minacori combatte con Druetta e va da Palmisano. Ultimi secondi di questo primo tempo, Brugnone la fa sua, Licata l'occasione di chiudere in avanti, pallone verso Manfrè, Tarantino la fa sua. Capitan Tarantino va a lungo a cercare Zerbo ed è momento di prendersi una pausa. Duplice fischio del direttore di gara. Fine primo tempo con Parmonval e Licata che al momento si stanno ovviamente dividendo la posta in palio, occasioni più dalla parte dei gialloblu allenati da mister Bonfatto, però Parmonval che sta tenendo bene il campo, sta tenendo bene le giocate della prima in classifica. Noi ovviamente ci fermiamo per qualche minuto, prendiamo anche noi una pausa, quindi ci risentiamo a inizio secondo tempo qui dallo stadio Franco Lo Monaco di Palermo. Amici sportivi, benvenuti, bentrovati all'impianto sportivo Licauli di Piana degli Albanesi. Oggi si gioca l'Eccellenza Sicilia, la 18ª giornata. Oggi si gioca San Giorgio Piana, Partinica Audace. Angolo battuto, pallone in mezzo, poi allontanato in qualche modo. Tenta il tiro Alfano. Tutto pronto per la battuta del calcio piazzato. Ci arriva in due tempi Lamin. Palla tra i piedi del numero 3. Prova a farsi strada e ci riesce tra il centrocampo e San Giorgio Piano, dopodiché passaggio in mezzo, finisce tranquillamente tra le braccia di Lamin. Intercetta di testa la Partinica Audace, lotta sul pallone, ha la meglio Passero che prova il tiro da lontano, in due tempi Polizia Ferra. Chiamato lo schema. Batte, pallone che arriva tra i piedi di Amaya, che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. Calcio d'angolo battuto e poi palo scheggiato dalla Partinica Audace, grande rischio per la squadra di casa. Ti appoggia dietro a Yam che opta per un lancio lungo, intercetta e poi tenta il tiro da fuori area. Ancora Barbara, la così di testa prova a crossare in mezzo per i compagni, non riesce ad agganciare bene il pallone. Candela. Va per battere Passero, pallone troppo alto. Quasi tutto pronto per ricominciare, si ripartirà da un calcio d'angolo per la Partinica Audace. Battuto e poi pallone che rimane sulla linea, salvato di pochissimo, e invece no, il direttore di gara conferma il gol. A segnare il numero 6, Duli. Partita tutta da gustare al comunale di Bagheria tra il 90-011 di Sandro Tarantino e il Camarat di Fabrizio Cammarata, ancora a porte chiuse lo stadio della località in provincia di Palermo, e dunque partita per pochi intimi ma fin da subito tambureggiante a gran ritmo, soprattutto per merito del Camarat che dopo un paio di giri di lancette ci prova con questa azione che parte dal lato sinistro, poi c'è la scivolata di un giocatore del 90-011, conclusione di Osvaldo che termina sul fondo. Poi al minuto 21 c'è una palla da fermo ancora per il Camarat, colpo di testa di Osague, palla che si stampa sulla traversa, sfiora il bis dopo la rete nell'ultima trasferta del 2025, quella sul campo del Licata, ma alla mezz'ora punizione ancora per
la formazione di Cammarata col tentativo di Pane. Ci pensa Zummo a bloccare la presa a terra, ma al minuto 36 passa il Camarat con la palla che balla nell'area bagherese. Ci pensa Miano, uno degli ultimi arrivati in casa Camarat a sbloccare il risultato. È 0-1 al Comunale, e allora la rete da parte dell'ex difensore, tra le altre del Pro Favara, ma è un vantaggio che dura poco per la squadra dei Montanari, perché proprio poco prima della fine del primo tempo ci pensa ancora la formazione nerazzurra in una delle primissime sortite dall'inizio della partita a pareggiare con il cross che arriva dalle parti di Pietro Balistreri, immortale, il centravanti che in settimana ha compiuto e festeggiato 40 anni e li celebra nel migliore dei modi, ovvero sia con il punto dell'1-1 che manda le squadre in parità negli spogliatoi. In avvio di ripresa si mette male la situazione per il Camarat, perché Miano commette questo fallo su un avversario lanciato a rete. Il direttore di gara non ha dubbi, estrae il cartellino rosso, e allora poco più di 40 minuti di inferiorità numerica per il Camarat, che dovrà stringere i denti e serrare le fila per evitare la rimonta del 90-0-11, che si spinge in avanti con uno dei giocatori più pericolosi, ovvero sia il grande ex Lococo, che all'ora di gioco colpisce in pieno la traversa a metà della frazione, prova a farsi nuovamente vivo il Camarat con questa avanzata da parte di Nacho Pierce. Conclusione sul primo palo. Zummo, dopo una deviazione, deve mettere il pallone in calcio d'angolo, poi un quarto d'ora dalla fine mischia e scaramucce davanti alle due panchine, ne fanno le spese da una parte Fontana, dall'altra Pane, rosso per entrambi. Chiude addirittura in 9 il Camarat, il 90-011 è invece in 10, e a 10 minuti dalla fine, con questa giocata ancora sul lato sinistro, la palla poi arriva a Lococo, altro legno, altra traversa colpita dall'ex di turno, sfortunato nella ricerca del gol vittoria e gol dell'ex che non arriva, perché al Comunale termina 0-0 tra il Bagheria 90-011 e il Camarat, le quali si dividono la posta messa in palio. Da Sportisili è tutto, alla prossima! La sterzata, ancora Lucera, il dribbling va giù, non c'è nulla secondo l'arbitro, c'è comunque Vega in possesso, Veca, il tiro respinto, poi pallone che rimane lì e subito opportunità dopo 2 minuti e 40. La bandierina il Gemini, tanto movimento in area, la palla che spiove, colpo di testa, e il vantaggio del Gemini con Lautaro Seiter che sbuca e batte Rustico, e avanti la squadra di Ancona. Stava viaggiando Muratore a campo aperto, attenzione però a Barri che serve Lucera col cross, Stassi, la parata in tuffo da parte di Rustico. Muratore, Lucera perde l'equilibrio, non perde la palla, Muratore al limite, Barri, conclusione fuori per la Bella, avanzata per l'altra parte di Tilotta, Russo tra le linee, Russo sull'uscita di Demiere e anche sulla chiusura di Antona. C'è la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa ancora di Seiter che questa volta non trova la porta. Lancio di Antona, la palla è buona per Muratore, posizione regolare, Muratore davanti a Rustico, se lo divora anche perché è rientrato alla grande Salla a fermarlo. Da una zona troppo trafficata, Muratore, palleggio per Stassi che sterza, Stassi forse un tocco con la mano da parte di Salla, non se ne avvede il direttore di gara. Poi altro recupero palla, Barri. Antona si è buttato nello spazio, Antona incrocia, la palla esce di un soffio. Seiter si chiude il triangolo, Muratore al limite, Stassi, controllo orientato, calcia, ribattuto anche questo tiro, poi Licata per Stassi, la palla sopra la traversa, altra occasione per i Gemini. Allora Giacomo Rustico mosso il pallone, Pizzolato pressato da Barri che gli porta via il pallone, Barri va a calciare, e la parata di Rustico, calcio d'angolo. C'è l'angolo dopo il fischio del direttore di gara, sempre Licata alla battuta, pallone che spiove sul secondo palo, Stassi, e arriva finalmente il gol del 2-0. Chiede scusa alla curva Giorgio Stassi, ma qui
è la curva che lo ringrazia perché arriva il punto del 2-0 con Re Giorgio Stassi. Serie di finte, Licata prova ad andare sul fondo, pallone poi messo in mezzo, la girata tentata da Seiter, poi Stassi difende la palla, Stassi si gira, non trova la porta questa volta Giorgio Stassi. Curatore, Veca, cross, Stassi, la parata di Rustico. Seiter però sbaglia e offre un'opportunità a Rustico. Rosella, palla in avanti, Rustico in area, Rustico trova il gol, improvvisamente la fiammata di Giuseppe Rustico è 2-1 adesso a San Giovanni. Barri allunga la falcata, riesce a tenerla nel contrasto con Pizzolato. Ovusu cross, Marrone, palla bloccata in due tempi da Rustico e calcio di rigore per la trattenuta su Stassi. Stassi contro Giacomo Rustico, fischia l'arbitro. La concentrazione di Stassi, la rincorsa, il destro a spiazzare il portiere e doppietta per Stassi e 3-1, di nuovo più 2 per il Gemini. Marrone, fronte alla porta ai 20 metri, Marrone salta l'avversario, Marrone, fino in fondo, quasi in porta col pallone, poker Gemini e c'è gloria anche per Mirko Marrone, 4-1 e applausi dal campo e dagli spalti. Licata cerca la giocata in solitaria, poi mette in mezzo il pallone, Colli, controllo, Colli, pallone che rimane lì, gira Reina ma gira alto e per l'arbitro può bastare. Vince e convince ancora una volta il Gemini che ne fa 4 al Mazzara e prosegue la sua corsa a caccia della vetta della classifica. Rieccoci nuovamente in diretta dallo stadio Franco Lo Monaco di Palermo, Parmonval Licata, come potete vedere dalla grafica 0-0, intervallo su tutti i campi, si gioca Castellammare San Giorgio Piana, anche qui 0-0. È un risultato clamoroso in questo momento tra Partinica Audace e Accademia Trapani, con la squadra di mister Tarantino avanti 1-0
brutta notizia per così dire per la Palmoval, con l'Accademia che occupa una posizione in zona play-out. Intanto cambio per il Licata. Entra Merola. Entra anche Esposito. Mancano dal campo Minacori. Vediamo. E ci sfugge l'altro giocatore. Imbroggiano. Ovviamente guardando la posizione presa in campo da Esposito. Pronto a riprendere il gioco Correa. Inizia il secondo tempo, secondi 45 minuti, mettetevi comodi perché Palmoval e Licata proveranno ovviamente ad emozionare. Qui José Torres prova a infilarsi, Palmisano, ottimo intervento, poi La Piana corre a cercare il movimento proprio di Esposito, non riesce nell'intervento il numero 7, poi attenzione perché si accende un attimo un contatto, non li vedete inquadrati, tra Esposito e Costamagna. Non è messo al centro, cercare la torre di Viglianisi, proprio Esposito di testa. È provvidenziale l'intervento di Capitan Tarantino, ma che intervento di Tarantino che salva sul colpo di testa del numero 7 Esposito. E Tarantino abbassa la saracinesca e dice no a Licata, che di una manciata di secondi dall'inizio del secondo tempo sfiora il vantaggio. Allora Calaiò, Druetta, contrasto con Merola, Bonello tiene la palla a cercare Correa, bravo qua Viglianisi a proteggere il centrocampo giallo-blu. Birardi, Correa si avvicina, contrastato da Viglianisi, allora si andrà da Zerbo, Palmisano, Manfrè, vede il movimento di La Piana corto verso Palmisano e allora Tedesco lascia il pallone proprio alla Piana, sale con Costamagna che prova a infastidirlo, bravo qua con la finta di corpo, va la palla verso Viglianisi che però non riesce a controllare, pallone calciato in avanti con Calaiò costretto a allontanare Brugnone con Merola che non era riuscito a intervenire. Ancora Esposito, Brugnone, Manfrè, pallone verso Palmisano, lo stop, il tiro, la palla resta lì, ancora Esposito, finta, va giù sul contrasto con Costamagna, ma non c'è nulla. È entrato benissimo in campo Esposito, già 2 occasioni per lui, qua ovviamente non va alla conclusione perché ci aveva pensato Palmisano che è stato murato dalla difesa della Palmoval. Brugnone lungo a cercare Viglianisi che non riesce nella sponda e allora prova ad allontanare la difesa della Palmoval, cercare il movimento di Correa, però facile preda di Calaiò. Tedesco, Druetta non riesce nel controllo, qui José Torres la mette in rimessa laterale, movimento a cercare Manfrè, palla verso Tedesco e ancora Manfrè riesce a prendere posizione su Buscetta, Tedesco la mette al centro verso Esposito, c'è anche Merola che va giù con contrasto di Birardi, Palmisano la cicca
e si salva ancora la difesa della Parmonval. Crescono gli uomini di Bonfatto che minuto dopo minuto di questo secondo tempo vogliono mettere la freccia, vogliono passare in vantaggio, vogliono ovviamente fare quello che hanno fatto in questa stagione, ovvero mantenere intanto l'imbattibilità lontano dall'Liotta, ma soprattutto conquistare 3 punti che avrebbero un peso specifico molto importante e manderebbero soprattutto un chiaro messaggio al Marsala che gioca domani, che sarebbe un +10 dal divano. E allora torniamo in cronaca con Tarantino che riceve il pallone, pensa un attimo cosa fare, poi la prende con le mani visto l'arrivo di Manfrey in pressing. Tarantino, Merola a cercare Manfrey, pallone che va dalle parti di Bomber La Piana sfida Buscetta che mette le mani dietro la schiena, ancora La Piana la mette al centro verso Viglianisi, Esposito e ancora Tarantino, ancora colpo di testa del numero 7, ancora pallone conquistato da Capitan Tarantino, pallone calciato in avanti a cercare Correa, interviene Porcaro, Zerbo, Merola non riesce, allora attenzione a Correa da valutare la posizione del numero 9, pallone messo al centro, palla che arriva a Valenti, non c'era posizione di offside del numero 9 della Parmonval, occasione sfumata e allora Merola che va verso Esposito che viene spinto da Piscopo, non c'è nulla per il direttore di gara. Rimessa laterale per la Parmonval. Sul pallone Piscopo a cercare Bonello che indietreggia, pressato da Esposito. Russo, Birardi con Bonello, non riesce, però il pallone arriva a Correa, poi Viglianisi che d'esperienza mette il piede e va in tranquillità da Valenti. Manfrey, contrasto con Costamagna, resta giù Manfrey e allora prova Druetta facendo una finta su Palmisano. Zerbo in questo caso non riesce a difendere il pallone con Tedesco che la fa su e allora Palmisano, vedete subito in agguato Druetta. Tedesco scambia ancora col numero 8, Zerbo prova a infastidirlo e lo costringe a tornare indietro, si salta il passaggio da Porcaro per andare da Capitan Calaiò. Merola, anzi scusate, Brugnone scambia con Esposito, costretto a indietreggiare di parecchio, poi palla messa verso Manfrey, interviene Costamagna, Palmisano, pallone ancora a cercare Merola, José Torres di testa, va verso Tarantino che qui gioca ovviamente col tempo. Pallone in avanti a cercare Bonello, Brugnone deve soltanto raccogliere il pallone che si spegne in laterale. Manfrey qua subisce il colpo di Costamagna, calcio di punizione per Illicata, sempre con La Piana sul pallone. Non li vedete inquadrati, però proprio sotto la nostra postazione ci sono Imbroggiano e Miracori che stanno seguendo la partita. Questo significa molto per attaccamento alla maglia. La Piana mette al centro Merola, prova la conclusione, murato dalla difesa della Parmonval. Dicevamo appunto Imbroggiano e Minacori che non hanno neanche fatto la doccia, sono qui ad assistere al match per spingere i propri compagni al risultato.
calcio d'angolo affidato al solito La Piana, con il destro a rientrare. Si muove Manfred, allontana in qualche modo la difesa, poi va giù Esposito, non c'è nulla per Lorenzi che era vicinissimo. Tante proteste dalla panchina del Licata. Tedesco mette al centro a cercare Porcaro, che la rimette dentro, e pallone che si spegne sul fondo. Però ennesima occasione del Licata, che sta cercando di prendere le distanze e capire quali maglie restano libere in zona offensiva. E allora Parmonval che si chiude e cerca ovviamente di giocare sulla ripartenza, in questo caso rimessa dal fondo con Tarantino a cercare Bonello. Interviene Brugnone, Palmisano, La Piana, stop, alza la testa, guarda un attimo i suoi, va vicino da Viglianisi. L'ex San Cataldese scambia con Tedesco, che torna nuovamente da Palmisano, che gli cede nuovamente il pallone. E allora qua Porcaro si va da Capitan Calaiò, con Correa che lo controlla da vicino senza andare a pressare. Porcaro da Tedesco, pallone lungo, cercare il movimento di La Piana. Qua Viglianisi tiene la palla, poi è Buscetta che la mette rimessa laterale, subito battuta con Manfred che fa da sponda a Palmisano. Viglianisi qua non riesce a tenerla perché Correa la fa sua, la dà Druetta, corre qua il numero 9, cerca di mettere in difficoltà Calaiò, che torna da Valenti, nulla di fatto. Palmisano calcia in avanti a cercare il movimento di La Piana, arriva prima José Torres che stoppa e va. Bonello, attacco in direzione di Birardi, qua Esposito la fa sua, con ovviamente una deviazione in rimessa laterale affidata alle mani proprio di Birardi. Cerca proprio Bonello, Druetta che si è ripreso alla grande dal problema alla caviglia nel corso del primo tempo. Si sovrappone Birardi, finta su Merola, Correa, spalle alla porta, va nuovamente da Bonello, Bonello salta a Merola, Bonello può mettere al centro, lo fa Tedesco, allontana di testa e poi Zerbo prova al volo, contrastato da La Piana, non riesce a impattare sul pallone. Allora Druetta può calciare, Calaiò di testa, allontana, Palmisano subisce un colpo al volto, si continua a giocare. La Piana che sfida Buscetta, ancora La Piana cerca di tenere posizione, Palmisano, Manfred in due, addirittura su Manfred non c'è nulla per il direttore di gara. Attenzione, qua subisce un colpo di Costamagna e Bonello mette pallone fuori per sincerarsi delle condizioni di Manfred. In tre della Parmonval vanno da Manfred. Si può riprendere il gioco con la rimessa laterale. La Piana la riconsegna sportivamente a Tarantino e intanto lo anticipiamo, ci sarà un cambio in casa Parmonval. Zerbo, contrasto di Porcaro, Merola non riesce a intervenire colpendo Bonello, resta a terra e allora nuovamente Birardi è costretto a mettere pallone fuori. Numero 8 che sta giù. E ora sostituzione con Druetta che lascia il campo. Entra Salvatore Rappa col numero 10. Non è ancora scoccata l'ora di gioco, però mister Vittorietti, per voce del suo secondo,
decide di cambiare qualcosa con Totorrappa pronto a essere utile per la causa Parmonval. Pallone che torna ovviamente tra le braccia di Tarantino, con Licata che ha riconsegnato il pallone. Porcaro di testa su Zerbo, la piana in contrasto con Buscetta, poi il rimpallo proprio sulla piana. Russo calcia via, allontanando il pallone come meglio può, senza badare ovviamente al risultato. Anzi, il risultato, l'obiettivo era proprio quello di mettere il pallone in rimessa laterale, con Licata che resta in avanti con pallone che verrà messo al centro da Tedesco. Intanto al centro sbracciano Palmisano e Costamagna, richiamati da Lorenzi. Rimessa, Viglianisi non riesce a intervenire, Palmisano, qua la giocata in recupero della Parmonval. Calaiò, Manfrè prova a prendere posizione, però c'è sì il tocco su Costamagna, ma precedentemente l'assistente Cicchirillo ha alzato la bandierina segnalando la posizione di offside di Vincenzo Manfrè. Resta un attimo a terra Costamagna e vedremo ora. Tutto a posto tanto per il giocatore della Parmonval, costretto ovviamente a recuperare il pallone Esposito per cercare di accelerare la ripresa di gioco. Ogni minuto, ogni secondo conta per il Licata, che vuole far su il match. Tarantino vede liberissimo Birardi e allora dà il pallone al numero 3, qua Merola prova a intervenire, il pallone era già fuori. Esposito, ancora Esposito, va giù, non c'è nulla nel contatto con Piscopo. Ennesimo contatto dubbio all'interno dell'area di rigore. Ancora una volta il protagonista è Esposito, che ha trovato forse il punto debole della difesa della Parmonval per potersi incuneare ed essere la spina nel fianco della squadra di casa. Tante occasioni per lui e interventi che rischiavano di concedere calcio di rigore, ma non per il direttore di gara Lorenzi. Si batte subito questo pallone con la piana che scambia con Palmisano, pallone messo al centro verso Manfrè, non arriva nessuno, pallone allora per Brugnone che non ha uno stop ottimale. Esposito scambia ancora con Brugnone, arriva Bonello, prova a difendere questo pallone, bravissimo il numero 8 che resiste, Coriaceo tiene il pallone, va da Correa che però non riesce a difendere, allora Licata che può ricostruire il gioco. Viglianisi apre da Tedesco, c'è la piana, riceve, Zerbo prova a infastidirlo, costretto quindi a tornare indietro da Porcaro. Capitan Calaiò, stop di destro, di sinistro verso Brugnone. Esposito in contrasto con Piscopo, scusate per l'inquadratura momentaneamente errata. Porcaro, pallone in avanti, sempre a cercare Manfrè, sempre a cercare la sponda del numero 9 che però non riesce, anche su pressing e su presenza fisica di Piscopo. Pallone messo verso Tarantino, Porcaro di testa, Palmisano, Tedesco calcia lontano a cercare Manfrè. Buscetta prende posizione infastidendo non poco Manfrè che voleva il calcio di punizione, non c'è nulla e allora Totorrappa sfida Merola, riesce a tenerla Merola, forse subendo anche un fallo, e allora il pallone per Manfrè che va giù e non c'è ancora nulla.
per il direttore di gara, anzi rimessa dal fondo, pallone per Piscopo che cerca il movimento di Correa. Si rinnova il duello tra il capitano del Licata Benito Calaiò e il numero 9 della Parmoval, ancora una volta alla meglio il 5 tedesco da Porcaro, che chiama il movimento di Capitan Calaiò. Pallone a cercare Brugnone, spallata di Piscopo. Esposito prova qui a prendere del pallone su Birardi, poi pallone che viene giocato indietro da Tarantino con Manfredi che prova il pressing, allora si alza il pallone che arriva a centrocampo dove c'è Viglianisi, infastidito da Zerbo, 3 giocatori sul pallone, Merola, Porcaro, va giù Totorrappa, calcio di punizione per la Parmonval. Si rialza e intanto altra sostituzione in casa Parmonval. Entra col numero 20 Ribaudo, vediamo chi uscirà. Zervo lascia il campo a Ribaudo, una sostituzione forse anche in casa Licata, no, resta vicino un giocatore del Licata, ma non c'è nessuna sostituzione, anzi sì, perché esce Valenti ed entra Mazzola, cambio tra i pali. Numero 72 che difenderà i pali del Licata, ed esce anche Brugnone ed entra con il numero 11 Arario. Cosamagna chiede indicazioni a mister Vittorietti, che non lo vedete inquadrato, però è alla nostra sinistra, su come giocare in questo caso. Se non andiamo errati ha segnalato il solito 3-5-2 con Ribaudo che si è messo avanti con Correa. Pallone calciato in avanti da Totorrappa, Bonello, non riesce nell'intervento Merola, qui invece sì, Esposito che prova la giocata verso Manfrè, Piscopo allontana, Manfrè la fa di nuovo sua, Merola da Arario, Viglianisi ancora da Merola, cerca la deviazione di Bonello, non riesce, in questo caso il numero 44 che tra l'altro è stato autore del gol che all'andata aveva aperto il match, poi era arrivato il pareggio della Parmoval e ci hanno poi pensato gli uomini di Bonfatto a portare il match dalla propria vincendo 3-1 con le reti, come dicevo, in in sorpasso anzi di Palmisano e Imbrogiano per il 3-1 finale, che tra l'altro ha rimesso in equilibrio i confronti tra Licata e Parmoval, che hanno giocato prima di oggi 9 partite nella loro storia contro, 4 vittorie per la Parmoval, 4 vittorie per il Licata e un solo pareggio, tra l'altro maturato tra le mura del Francolo Monaco che, come dicevamo in apertura di match, è un campo ostico per il Licata, che non ha mai vinto qui, 3 sconfitte e un pareggio, 3 sconfitte nelle stagioni 16-17, 17-18 e 18-19, era un altro campionato, un'altra storia, un'altra
un altro Licata, un altro Parmonval, un'altra Parmonval. Però sta di fatto che Licata qui al Franco Lo Monaco non ha mai vinto. Pallone di Arario a cercare Manfred, interviene Piscopo che va da Totorrappa, il 10 sfida Merola, poi cerca il movimento di Correa, lo trova con Calaiò che prova di finta a tenere il pallone. Arario alza a cercare il movimento di Esposito, qua Buscetta verso José Torres, prova a infastidire Tedesco, allora José Torres infastidito da Calaiò e Porcaro, qua era andato da solo il numero 13, si era messo in proprio con Vittorietti che gli aveva indicato anche la possibilità di conclusione con la punta. Arario, spallata di Buscetta e rimessa al fondo per la Parmonval, che anche in questo caso riesce a neutralizzare una sortita offensiva sulla sinistra del Licata, che, va detto, non predilige statisticamente una delle due fasce, sta giocando in entrambe le fasce, con la Piana da un lato e nel primo tempo Brugnone, ora con Arario che prova ovviamente a infastidire, e con Esposito soprattutto, come abbiamo visto, pericolosissimo. E allora si va da Tedesco con Mazzola che dà il pallone al terzino, pallone messo giù da Totorrappa, si va da Correa, chiamano il fuorigioco i difensori del Licata, ma non è di questo avviso Merlino, pallone messo al centro verso Tedesco che allontana di testa, e allora Ribaudo corre, prova a recuperare il pallone sulla Piana che la difende, riesce ad andare via, poi forse subisce il fallo di Russo, non c'è nulla, allora pallone per Ribaudo, José Torres prova la giocata su Tedesco e poi rimessa laterale conquistata dal Licata, pallone tra le mani di Tedesco, si va da Porcaro, giocata verso Capitan Calaiò, si allarga Esposito, riceve il pallone, scambia con Merola, va giù Arario, prova la giocata, interviene in maniera precisa Bonello che prova la giocata su Piscopo che può andare a sinistra, Piscopo, punta Calaiò, pallone verso Correa, pallone messo al centro, Tedesco allontana e Viglianisi la fa sua e può fare ripartire la giocata del Licata, l'azione offensiva del Licata con il pallone che arriva da Palmisano alla Piana, il numero 10 ha tanto spazio, pallone messo al centro a cercare Manfred, benissimo, qua Costamagna, Ribaudo la fa sua, ottimo stop del numero 20, rientra la Piana, finta di corpo di Ribaudo, qua Bonello mette giù, Russo allarga a sinistra da Piscopo, sempre presente Bonello a cercare l'imbucata verso Correa, non riesce in questo caso il numero 9 neanche impensierire la linea difensiva giallo-blu che fa sul pallone, allora si riparte con Porcaro che va sempre a sinistra da Tedesco, la Piana riceve il pallone ancora da Tedesco, Ribaudo la fa sua dopo l'intervento di José Torres, Correa va da Torres, chiamata del 13 che ottiene il pallone, allora Torres, Correa di tacco ancora da José Torres, non riesce a tenere il pallone, la Piana va giù, il direttore di gara vicinissimo, non fischia, fischiato veramente poco in questo secondo tempo, e allora Totorrappa, Correa la fa sua, la palla verso Bonello che ha l'occasione per calciare, pallone alto di poco, 74 sul cronometro, occasione d'oro per la Parmonval che ha intimorito e non poco Mazzola, che una volta si diceva quasi per rendere l'idea, ha soffiato sul pallone per allontanarlo dalla porta, il pallone comunque termina alto, brivido Licata, occasione Parmonval.
E allora Calaiò calcia in avanti a cercare il movimento di Manfredi, interviene bene Buscetta, il pallone che però torna nelle possibilità di Lapiana, scambia con Palmisano, pallone messo al centro dove doveva o poteva esserci Merola, e allora Viglianisi ricomincia da dietro da Tedesco, sbaglia qua Palmisano e c'è rimessa laterale. Attenzione perché si accende un capannello in panchina, tra le due panchine, con Zerbo, vediamo, e penso Santo Privitera. Ci saranno delle espulsioni. Vediamo Lorenzi col cartellino rosso in mano, si confronta con Totorrappa, con Capitan Calaiò. Viene anche Capitan Tarantino a chiedere ovviamente spiegazioni. Sembra che da un lato ci sia l'espulsione di Zerbo, ovviamente dalla panchina, e dall'altro lato, se non andiamo errati, dovrebbe essere Santo Privitera. Qua Zerbo perde ovviamente tempo a uscire dal campo. Totorrappa prova a convincere Zerbo a lasciare il campo. Prova in qualche modo a spegnere la rabbia di Zerbo, scusate, sia Rappa che Viglianisi. Qua Palmisano ancora a colloquio con Zerbo. Sulla carta sembra una discussione tra Palmisano e Zerbo, ma ovviamente Palmisano sta cercando animatamente di tranquillizzare Zerbo, che lascia il campo. Espulso Santo Privitera, come detto. Escono dal campo Zerbo da un lato e Santo Privitera dall'altro. Volano parole pesanti tra i due e ora si attende ovviamente di riprendere il gioco, che è fermo da qualche minuto. Tutto si recupererà. Addirittura due palloni in campo. Si riprenderà con la rimessa laterale affidata alle mani di José Torres. Momenti di tensione tra le panchine che Lorenzi ha più o meno risolto con due rossi, e per dovere di cronaca è il terzo cartellino, anzi sono due cartellini rossi che portano a 3 i cartellini rossi dalla panchina. Due espulsi nella Parma, il mister Vittorietti e proprio Zerbo per l'indicata, scusate, Santo Privitera. Mazzola la fa sua. Torniamo in cronaca, torniamo al calcio, torniamo a ciò che ci diverte, con Calaiò pressato da Correa. Pallone verso Manfredi. Merola può correre, non riesce però a tenere il pallone in campo. Occasione che sfuma per indicata. Merola vuole assolutamente accelerare la ripresa di gioco, e allora
pallone tra le mani di Piscopo, che andrà lunghissimo a cercare Rappa di testa Calaiò. Merola non la vuole far uscire, allora di mezzo esterno il pallone verso Esposito, che la mette al centro. Buscetta ritorna sempre da Esposito, pallone messo nuovamente dentro. Viglianisi di testa prova ad appoggiare alla Piana, che incrocia i piedi e perde l'equilibrio e perde anche il tempo di gioco. Qua Porcaro non va a rischiare. Rimessa laterale di José Torres, con il 13 che richiama l'attenzione del direttore di gara per una sostituzione pronta in panchina. Parmonval non la consente il direttore di gara, allora Rappa verso Correa, chiamano il fuorigioco, non c'è nulla per Merlino. Ribaudo, contrasto di Viglianisi, il pallone ritorna in possesso di Russo, che allarga verso Piscopo, cioè torna indietro verso Piscopo. La giocata, Bonello, salta Viglianisi, ancora Bonello, prova la conclusione, palla ampiamente al lato che non impensierisce assolutamente Mazzola, e c'è un'altra sostituzione, anzi due sostituzioni per la Parmonval. Entra con il numero 14 Tartamella ed esce Russo. E poi sembra uscire Bonello, no, esce Correa. Quindi Correa per Tartamella. E Russo esce e lascia il campo. A Messina. Messina che ovviamente si posiziona in avanti. Che invece è sull'esterno, lo vedete, il 14 è invece al centro col numero 19 Messina. Si può riprendere, 9 sulla carta al termine del match, anzi 8 più qualche secondo, più un sostanzioso sicuramente recupero. Viglianisi non riesce a tenere il pallone sul contrasto con Bonello, allora Totò Rappa va da Ribaudo che sfida Merola. Bonello qua non riesce a intervenire, allora la Piana alza la testa, il pallone a cercare Manfrè, è una via di mezzo anche per Arario, pallone per Ribaudo, Capitan Calaiò che chiude e da tedesco, e allora si va dalla Piana. Vicino c'è Palmisano, alza lo sguardo, sono in due, c'è anche Arario. Palmisano scambia con proprio Arario, va il numero 11, prova a metterlo al centro, scivola e non è preciso, allora il pallone che torna in possesso di Porcaro, che non la mette giù, va di testa a cercare Palmisano, poi il pallone per Arario. Arario calcia, forse con deviazione, sì, calcio d'angolo per il Licata che resta in zona offensiva. Arario ha provato ad armare il destro che stava prendendo lo specchio della porta, è stata deviata la difesa della Parmonval. Licata che ha l'occasione da calcio d'angolo con la Piana, pronto a metterla al centro, tanto movimento in area di rigore, pallone messo lì, allontana la difesa della Parmonval e poi Esposito al volo, e pallone che termina fuori, però è sempre Esposito a rendersi pericoloso in questa seconda frazione, quando i minuti sul cronometro sono 83-0-0 tra Parmonval e Licata, quello che sarebbe un punto importantissimo per la squadra di mister Vittorietti. Ennesimo pareggio invece di fila per la squadra di mister Bonfatto, ma c'è un ma, mancano ancora tanti minuti sul cronometro. Calaiò allontana,
Porcaro aveva chiesto a Merlino, all'assistente di Lorenzi, di alzare la bandierina per segnalare il fuorigioco. Non è stato ovviamente di questo avviso l'assistente. E allora si riparte con una rimessa laterale concessa alla Parmonval, che comunque cede nuovamente il pallone a Licata. Qui Viglianisi doveva aver recuperato in precedenza il pallone Cicca e mette in difficoltà i suoi, che però recuperano tranquillamente. La Piana, il 10, sfida Ribaudo, pallone messo al centro verso Tarantino, anzi verso Manfredi con Tarantino, scusate, che esce e la fa sua. Toto Rappa da Ribaudo, gioca da Birardi, pallone a cercare Messina, contrastato dalla difesa delicata, e allora Viglianisi ancora a Ribaudo, pallone che resta lì. Può la Piana cercare Esposito, la mette al centro per Palmisano, si ostacola con Arario, ottiene lui tocca lui il pallone. Attenzione qua alla spinta di Palmisano su Tartamella, se non sbaglio. Non c'è nulla per il direttore di gara. Rimessa laterale, però questo sì che è certo per il Licata. Pallone messo a cercare il movimento di Messina. Porcaro di testa, Tedesco da Viglianisi, si alza un campanile per Arario che riesce a tenerla in campo, e allora la Piana calcia al volo! Gol clamoroso di La Piana, che ha visto Tarantino fuori dai pali, e all'86esimo minuto gran gol di La Piana, ed è 1-0 per il Licata. Ma cosa si è inventato Bomber La Piana? Gol bellissimo di La Piana, è 1-0 del Licata, quando tutto lasciava presagire a un risultato chiuso in parità tra Parmonval e Licata. La Piana inventa, anzi la Piana di intelligenza guarda dov'è Tarantino e si inventa un gol bellissimo, un gol che di solito viene definito il gol della domenica. Oggi permetteteci di chiamarlo così, anche se è sabato. Grandissimo gol di Bomber La Piana, che fa 8 in campionato, ed è 1-0 per il Licata. Magia di Calogero La Piana, e Parmonval che è costretta a rincorrere, ed è proprio La Piana che lascia il campo. Ovviamente scelta tattica da parte di mister Bonfatto. Dopo il gran gol esce La Piana ed entra pettinato, assolutamente sì, per ovviamente aumentare la presenza difensiva del Licata, per evitare in questo finale di subire quello che era già successo la settimana scorsa con il Misilmeri, ovvero il pareggio. Il recupero sarà molto lungo di certo, quindi va in prevenzione mister Bonfatto, difendendosi e volendo difendere il risultato. Sul pallone Bonello, si attende ovviamente la ripresa del gioco all'86esimo minuto. Ribadiamo, grandissimo gol di La Piana, che ha inventato con la conclusione da fuori. E intanto vediamo che sulla panchina della Parmonval c'è movimento, perché Lorenzi estrae il giallo in direzione del secondo di Tarantino, ovvero Minini, secondo portiere. Gioco fermo da oltre un minuto, quasi 2 a dire il vero. Scoccano proprio ora i 2 minuti di gioco fermo e sarà tutto recuperato. Bonello si riprende però con una falsa partenza ancora una volta, perché prima che Bonello giocasse il pallone
l'avete visti, ci sono stati movimenti di Messina e Ribaudo. Rappa a cercare Messina, pallone per Viglianisi che alza il pallone a cercare Vincenzo Manfrè, il pallone rimbalza davanti, Costamagna prova a prendere posizione e allora Manfrè che riesce a cedere ad Arario, Costamagna non riesce a difendere, il pallone rimane in campo. Messina addirittura in 3, Bonello non riesce a prendere il pallone, va giù Arario e poi qua senza fronzoli Palmisano allontana, col direttore di gara che però fischia il calcio di punizione per un fallo. Non abbiamo visto di chi, abbiamo più dato attenzione alla giocata di Palmisano. E allora Totò Rappa può giocarla in avanti a cercare Messina, anzi a cercare Piscopo. Tedesco protegge, calcia, pallone alto che ricadrà nella zona di Torres che riesce a giocarla ma di coscia non riesce nello stop per poter tenere il possesso del pallone. Rimessa laterale per il Licata, 1-0 del Licata, siglato dal solito Lapiana. Tedesco verso Manfrè che non riesce a stopparla, non riesce ad arrivare neanche a Arario. Allora Torres, la giocata in avanti per Piscopo, attaccante aggiunto, Ribaudo fa fallo, va giù Merola e addirittura qui crampi per Merola con Viglianisi che lo aiuta anche Piscopo a rialzarsi. Porcaro chiama ovviamente la giocata con Calaiò vicino che gli aveva chiesto ovviamente di giocare verso Pettinato. Pettinato resta vicino anche Tedesco e riceve proprio il pallone da Porcaro, palla messa in avanti a cercare Arario, Palmisano di testa, Manfrè, spallata di José Torres, non c'è nulla per il direttore di gara. Allora Ribaudo riesce a vincere il contrasto su Viglianisi, poi ancora una volta Palmisano che allontana senza badare ovviamente al possesso. Viglianisi va giù Pettinato, calcio di punizione per fallo di Porcaro su, di Piscopo su Pettinato. I due poi si abbracciano, si capiscono ovviamente in questo momento di gioco. 91 sul cronometro, non abbiamo visto il recupero. Batterà proprio Pettinato, pallone lungo a cercare il movimento di Esposito che spizza a cercare Manfrè, pallone allora per Tarantino, facile preda per l'estremo difensore della Parmonval. Se non andiamo errati dovrebbero essere stati dati 6 di recupero. Ribaudo di testa a cercare ancora Tartamella, José Torres non riesce a intervenire, allontana Tedesco, pallone che va verso Tarantino con Manfrè che prova a dargli fastidio. Manfrè riesce a toccarla, Tarantino si salva, Ribaudo di tacco a cercare Tartamella, poi Tedesco allontana, Merola forse subisce il fallo di Ribaudo, non c'è nulla secondo il direttore di gara. Allora Bonello, minuti concitati, giocate a cercare il pari per la Parmonval. Tedesco bravissimo in questo caso, José Torres a resistere, ancora José Torres, sale José Torres, contrasto con Tedesco, ancora José Torres calcia, pallone facile preda di Mazzola. E intanto qui sulla destra resta a terra Buscetta che richiama l'attenzione dell'assistente Merlino. Pallone giocato ancora in avanti con Manfrè che non riesce a prenderla, Arario che non riesce a tenere il possesso. E allora Capitan Rappa che va avanti a cercare Messina. Qua Buscetta non riesce a intervenire, interviene Torres, però Palmisano calcia a cercare il replay ma da molto più distante del gol di Lapiana. Pallone che va alla Parmonval che prova a rimanere in zona offensiva. Piscopo
con Tartamella che, anzi con Messina scusate, che prova a tenere il pallone. José Torres, Ribaudo, stoppa, guarda il movimento dei suoi, Piscopo prova a farla sua, c'è Birardi, pallone che resta in possesso della Parmonval. Bonello vede Buscetta prova a metterla al centro, Tedesco, Ribaudo poteva armare il sinistro a giro, non riesce, allora Palmisano va da Manfrè che viene pressato da Costamagna. Manfrè protegge il pallone, va da Palmisano, Luca Palmisano, la giocata in sicurezza, a cambiare lato da Pettinato che prova ad andare in avanti, poi torna indietro e la dà a Capitan Calaiò che calcia subito a cercare il movimento di Esposito. Birardi difende, addirittura sono in due, ovvero Tarantino e Birardi, per sincerarsi che questo pallone possa spegnersi sul fondo. E allora rimessa in gioco immediata di Tarantino, c'è fretta in casa Parmonval di trovare la via del gol, la via del pari. Pallone ancora in avanti di Bonello, Merola mette una pezza e va in rimessa laterale. Attenzione perché si accende un contrasto tra Merola e Bonello, partita che si è innervosita in questo secondo tempo, tanti contrasti, tante parole volate tra le panchine anche in campo, e in questo caso un contrasto tra Bonello e Merola col 44 che resta a terra e ora alzato di peso da Piscopo per cercare di riprendere il gioco quanto prima, quando sul cronometro sono 96. Occasione per la Parmonval con Birardi pronto a metterla al centro. Birardi, Pettinato, corre Esposito, Tarantino deve difenderla e riesce a tenerla in campo, no! La palla va fuori con un contrasto tra Tarantino e Esposito, ed Esposito che resta giù, Tarantino ammonito, e calcio di punizione che fa gioco a Licata, che ha l'occasione di finire la partita e non c'è più tempo. E allora tra Parmonval e Licata ha la meglio la squadra di mister Bonfatto, 1-0 con la magia di La Piana, un risultato che sorride ai giallo-blu che riescono a mantenere l'imbattibilità fuori casa, mettono soprattutto pressione al Marsala e soprattutto si affacceranno al match della prossima settimana contro la Partinico Audace, che in questo momento sta pareggiando con l'Accademia Trapani con 3 punti in tasca importanti, pesanti, in un campo difficile, con un risultato che non poteva assolutamente essere scontato, e lo abbiamo visto con la Parmonval che si è difesa a denti stretti fin quando è arrivata la magia di La Piana. Parmonval che esce tra gli applausi, uomini di mister Vittorietti attesi alla sfida contro il San Vito Lo Capo, mentre appunto, come detto, giocherà in casa contro la Partinico Audace, la squadra di mister Bonfatto. E allora dallo stadio Franco Lo Monaco di Palermo ribadiamo il risultato: Parmonval 0, Licata 1, la risolve Calogero La Piana, vittoria importantissima per i gialloblu. Dallo stadio Lo Monaco è tutto, amici di Sportisili, ovviamente vi invitiamo a rimanere collegati sui nostri canali, però per oggi è tutto. Buon sabato!